I dipendenti sono vittime quanto i risparmiatori del disastro delle banche venete, per questo devono essere parimenti tutelati. In sintesi è questo il messaggio partito oggi dall'assemblea dei 50 delegati della CISL, del gruppo Veneto Banca, riuniti oggi pomeriggio a Lanzago. Sindacato che punta a mantenere comunque gli attuali posti di lavoro, mentre già si parla di tagli con la fusione da oltre 2.000 dipendenti su un totale di 6.100 assunti. Noi di esuberi non ne vogliamo proprio sentire parlare. Dichiariamo la fusione un bagno di sangue perché le sovrapposizioni che ci saranno a seguito della fusione sono tante e che determineranno per forza di cose delle eccedenze di personale. Dipendenti che rischiano di pagare per colpe altrui, con il sindacato che rimanda al mittente le accuse di aver collocato quasi a forza i titoli bancari sovrastimati. Noi avevamo visto che c'erano dei valori in bilancio che non erano coerenti con quello che la banca esprimeva, però non era compito nostro, c'erano dei regolatori che dovevano dire che cosa non andava. Banca d'Italia, Consob e pure quelli che hanno autorizzato gli aumenti di capitale. I dipendenti hanno agito sotto il vincolo del lavoro di rapporto subordinato, per cui le responsabilità vanno ricercate in alto e non in basso. E comunque le coperture sono state determinate con il Fondo Atlante per l'operazione di transazione offerta ai soci. Che però non è bastata ad evitare per Popolare Vicenza un rosso di bilancio da 1 miliardo e 900 milioni di euro, di cui 1 miliardo e 470 milioni come fondo per le cause più che probabili. Con questi numeri è difficile che la BCE dia il via libera all'intervento di Stato, che alla fine, secondo i sindacati, è l'unica via percorribile per evitare fallimenti e fusioni. Ci sono altre vie, perché se è vero quello che dice la vigilanza europea, che le due banche vanno ricapitalizzate prima di essere fuse, non si capisce perché si devono fondere quando sono ricapitalizzate e sono a posto con i ratio patrimoniali.